Amici sportivi, tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati. Palavela di Torino per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. L'Umana Reyer è ospite della Fiat Torino. Buona serata da Alberto Minazzi per questa partita in cui l'Umana Reyer cerca il ritorno alla vittoria esterna dopo aver espugnato il difficilissimo parquet di Tenerife in Basketball Champions League. Umana Reyer reduce da 2 sconfitte consecutive lontano dal tagliere, cioè 2 sconfitte di misura contro formazioni di fondo classifica come Reggio Emilia e Brescia. Torino in questo momento è anch'essa in fondo classifica e è alla disperata ricerca di punti. Guardando i roster a referto va detto che nell'Umana Reyer non c'è Washington, uno degli ex di turno, c'è Vidmar che parte in quintetto assieme a un altro ex di turno recente come Mazzola, assieme a Bramos, Haynes e Stone. Per Torino invece praticamente il quintetto al completo formato da Moore, Portannese, Carr, Wilson e Jaité. Primo possesso per l'Umana Reyer che attacca con Mazzola per Stone, ancora fuori per Mazzola, il consegnato per Capitan Marquez Haynes che prova a sfruttare il blocco di Vidmar, serve per Bramos, il cambio di lato, ancora palla sotto con Gasper Vidmar che sbaglia però l'approccio al ferro, arriva l'errore e la transizione guidata da Portannese. Carr batte Bramos sul primo passo ma poi preferisce riaprire sul perimetro per Moore, la penetrazione, il tentativo, l'errore, poi la stoppata da parte di Valerio Mazzola in recupero, si resta sullo 0-0 dopo i primi possessi di questo primo tempo. Haynes, lo scarico per Mazzola, ancora sul perimetro Julian Stone che chiude il palleggio, scarica per Haynes, ultimi secondi dell'azione, ancora uno scarico per il tentativo da 3 punti, sbaglia Stone ma recupera il rimbalzo e serve per Marquez Haynes, altra tripla sul secondo ferro, altro rimbalzo per Portannese che guida da solo la transizione, poi la buona difesa di Bramos, lo scarico, il tentativo da 3 punti e i primi punti della partita sono per Torino con la tripla messa a segno da Tony Carr. Dunque si muove il punteggio sul 3-0 Fiat e siamo dopo 1 minuto e mezzo di gioco. La penetrazione di Haynes, lo scarico per Mazzola che vede un varco, appoggia al tabellone. I primi 2 punti della partita per l'Umana Reyer sono firmati proprio dall'ex di turno Valerio Mazzola che parte dunque in starting 5, preferito a Day nel ruolo di numero 4. L'attacco di Torino che è avanti di 1 punto dopo la tripla messa a segno da Carr in apertura. Jaité chiude e consegna per Portannese, il tiro dalla media dell'ex giocatore di Cremona, di nuovo più 3 per la Fiat dopo 2 minuti di gioco. Il canestro di Portannese. Dall'altra parte Mazzola scambia con Marquez Haynes, prova il capitano la tripla, l'errore, solo maglie gialle a rimbalzo e Jaité consegna per la ricostruzione del gioco a Moore. 3 punti di vantaggio, palla in mano per la Fiat che attacca con Moore, ben marcato da Stone, poi l'aiuto di Jaité servito in post. Buona la difesa dell'Umana Reyer che porta agli ultimi secondi dell'azione la Fiat, ci prova ancora da 3 punti la formazione allenata da Galbiati, ma questa volta Tony Carr non trova il fondo della retina, così la rimessa dopo che il pallone si è inerpicato sulla struttura. E per l'Umana Reyer che ha segnato solo 2 punti questi 2 minuti e mezzo iniziali, li ha segnati Valerio Mazzola che adesso porta il blocco per Julian Stone, poi si allontana all'uscita di Marquez Haynes che riceve, inseguito dalla difesa Michael Bramos, palla per Gasper Vidmar, linea di fondo marcato da Jaité, lo scarico per Mazzola, ancora Mazzola, 5 punti di fila per Valerio Mazzola e parità sul parquet del Palavela tra Fiat Torino e Umana Reyer. 3 minuti di gioco, 5 pari. Moore, la costruzione del gioco per Carr che cerca ancora di sfruttare il blocco di Jaité. Wilson prova ad andare all'1 contro 1 proprio con Mazzola, l'errore, il rimbalzo è di Julian Stone che guida la transizione per l'Umana Reyer, blocco di Vidmar, poi Bramos per Mazzola che è caldo, si avvicina al canestro, scarica nuovamente sul perimetro per Bramos, dentro fuori e c'è il primo fallo della partita, lo commette Jamil Wilson proprio ai danni di Valerio Mazzola. Ovviamente sola rimessa per l'Umana Reyer, inquadrato Galbiati che ha preso il posto di coach Larry Brown
allontanato dalla società torinese, società torinese che è sulla strada della transizione, del passaggio di proprietà dall'attuale famiglia al gruppo Leonix, ma è un passaggio di proprietà che probabilmente si concretizzerà nelle prossime settimane. Intanto l'attacco dell'Umana Reyer con Gasper Vidmar. Primo vantaggio della partita per gli Orgranata, il primo canestro per Vidmar, appunto scelto nel ballottaggio con Washington, che peraltro non era in perfette condizioni già alla vigilia di Tenerife, dove peraltro ha giocato bene, e Washington dunque fuori dai 12, anche perché Umana Reyer non può schierare tutti gli stranieri. Dentro Vidmar che trova il canestro di vantaggio, mentre dall'altra parte c'è il primo fallo della partita anche per l'Umana Reyer, lo commette Michael Bramos, il vice capitano, inquadrato adesso, fallo subito da Portannese. E rimessa per la Fiat di Torino, che per la prima volta deve inseguire nella partita. La rimessa di Moore, cerca Portannese, esce Mazzola che si scontra con l'avversario, per gli arbitri si può proseguire, ancora Portannese con il palleggio, il blocco di Jaité e il fallo di Valerio Mazzola, che evidentemente usa le braccia. Vedremo se ci sarà il replay dell'azione, mentre Mazzola si confronta con Julian Stone. Non c'è replay e dunque ci fidiamo del giudizio arbitrale che ha fermato Valerio Mazzola con il primo fallo, secondo di squadra per l'Umana Reyer. È costretto a prendersi il tiro da casa sua Moore, l'errore, il rimbalzo ancora di Valerio Mazzola e la transizione di Marquez Sainz che scambia con Julian Stone, scambio con Vidmar, ancora dentro e fuori, circolazione per Marquez Sainz, 10 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer. Haynes si prende il tiro dalla media e trova ancora il canestro, questa volta il capitano permette all'Umana Reyer di allungare sul 9-5, 2 possessi di vantaggio per la squadra di coach Walter De Raffaele, mentre ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Torino ancora tenuta sul perimetro, ci prova da 3 punti con Wilson, è un errore, il rimbalzo è di Julian Stone che guida la transizione per l'Umana Reyer sopra di 4. Bramos, palla sotto per Mazzola che elude Portannese, ancora circolazione veloce, Bramos sotto per Vidmar, Mazzola dall'angolo, no, stavolta è sfortunato, il suo tiro non va a segno e dunque si resta sul 5-9. Wilson si allontana dal ferro, scambia con Carr, sportellata intanto tra Jaité e Mazzola, la penetrazione di Carlo, scarico per Jaité ed ecco il canestro per Torino che torna a -2, 7-9, punteggio basso dopo i primi 5 minuti e mezzo di gioco, con prevalenza delle difese sugli attacchi, ma l'Umana Reyer è comunque in vantaggio e attacca con Julian Stone per Michael Bramos, arriva il blocco di Gasper Vidmar, si prende la tripla Michael Bramos, il canestro da 3 punti, +5 Umana Reyer, 7-12 il punteggio dopo 6 minuti di gioco al Palavela di Torino, con l'Umana Reyer che sta progressivamente crescendo anche in attacco oltre che in difesa, dove ha subito soltanto 7 punti in 6 minuti. La penetrazione ancora Jaité, cercato dai compagni, è andato a terra Mazzola, è costretto a spendere fallo Gasper Vidmar, ancora un confronto con Julian Stone, mentre è pronto ad entrare Hobson per Torino, prenderà il posto di Portannese e Jaité andrà in lunetta per i 2 tiri liberi, mentre l'Umana Reyer ha inserito Austin Day, ecco Portannese inquadrato in panchina, inserito Austin Day al posto di Mazzola, che ne ha preso il posto e con ottimi risultati, 5 punti iniziali sono stati suoi nel quintetto iniziale dell'Umana Reyer. Torna a muovere il punteggio ancora Jaité con il primo tiro libero, 4 punti da recuperare per Torino, che ha a disposizione il secondo tiro libero del proprio centro per arrivare ad un solo possesso sia pur pieno di ritardo, e fa 2 su 2 Jaité, 9-12 con la rimessa per l'Umana Reyer. Anzi no, prima c'è un cambio, entra in campo Cousin al posto di Jaité per la squadra di coach Galbiati, va a riposarsi dunque il centro della Fiat Torino sotto di 3 punti a 3,53 dal termine del primo quarto. Marquez Sainz si prende ancora un tiro dalla media e ancora solo rete per Marquez Sainz, canestro che dà di nuovo il +5 all'Umana Reyer. L'assist va ascritto a Austin Day, che dunque entra nella partita, mentre ancora fermo l'attacco di Torino di fronte all'ottima difesa dell'Umana Reyer. Palla che circola sul perimetro, servito Wilson, poi Moore attacca, si trova al muro di Vidmar davanti, arriva l'errore di Moore e la transizione
transizione guidata da Stone per l'Umana Reyer che ci prova ma sbaglia, ma c'è il rimbalzo offensivo di Vidmar, poi Bramos anche lui da 3 punti, palla che si inerpica sulla struttura e esce dal campo. Dunque il pallone sarà nelle mani di Torino, che inserisce in campo anche Peppe Poeta al posto di Dallas Moore, ma il punteggio resta di 14-9, il vantaggio dell'Umana Reyer. Poeta in cabina di regia, ovviamente marcato da Julian Stone in punta per l'Umana Reyer, mentre a seguire Carr c'è Marquez Sainz. Carr sfrutta il blocco di Cousin, si prende il tiro dalla media, sbaglia il tocco di Vidmar che recupera un altro rimbalzo per l'Umana Reyer. Ancora Torino praticamente a secco, 9 punti in 7 minuti, 14 per l'Umana Reyer, con anche il possesso nelle mani di Austin Day, ad una mano per Julian Stone, ancora Day sotto per Vidmar che trova il fallo di Cousin, e dunque per l'Umana Reyer c'era solo rimessa perché il fischio è stato effettuato prima del tentativo in rovesciata di Gasper Vidmar, che adesso va in panchina sostituito da Mitchell Watt, che fa, eccolo qui inquadrato, il suo debutto nella partita. Sempre più 5 Umana Reyer, partita a punteggio decisamente basso. La rimessa di Stone per Haynes che ci prova anche da 3 punti, ma il pallone sul primo ferro tocca rimbalzo, non riesce a concretizzare però il possesso Julian Stone, mentre corre dall'altra parte Torino con la buonissima difesa di Austin Day sul errore ancora una volta di Wilson dall'altra parte, e si fa sfuggire il pallone Austin Day. Potevano essere 2 punti molto facili, invece arriva la palla persa per il numero 9. Stavamo cercando di capire che cosa sia successo, perché era un appoggio facile al tabellone. Day ha cercato probabilmente la schiacciata, poi l'ultimo tocco viene considerato da parte del numero 9 e c'è un cambio ancora per l'Umana Reyer. Entra Stefano Tonut al posto di Marquez Haynes, rimane a più 5, inchiodato il punteggio sul 14-9 per l'Umana Reyer, che continua a difendere forte contro Torino. Il pallone sul perimetro per Peppe Poeta, l'aiuto di Cousin con il blocco. Poeta penetra, ancora una stoppata da parte di Julian Stone e la rimessa è per Torino, con una gran difesa ancora qui di Stone, che forse potrebbe anche recuperare il pallone. No, viene dato a Torino che sbaglia il tentativo da fuori. Il rimbalzo è per l'Umana Reyer, il primo errore della partita di Hobson, mentre Day va all'attaccare, attenzione, Cousin, perché è il secondo fallo per Marco Cousin, e buon per l'Umana Reyer, che anche Torino arriva a 3 falli, così come la formazione organata. Terzo fallo di squadra di Torino, secondo fallo personale per Cousin. Rimessa in attacco negli ultimi 2 minuti per l'Umana Reyer, pallone da Day a Watt, poi c'è Bramos che serve ancora Austin Day, sfrutta il blocco di Watt, penetra Austin Day che si va a incartare, in qualche maniera mantiene il possesso di palla. Adesso la circolazione è buona, ma soli 5 secondi per l'azione di tiro servito Austin Day, la tripla, segno anche per Austin Day, e l'Umana Reyer allunga, e ovviamente la panchina di Torino va a chiamare time out, non solo perché l'Umana Reyer adesso ha 8 punti, il massimo vantaggio, mentre vediamo Austin Day che si confronta con coach Walter De Raffaele, evidentemente non tanto per questo tiro che rivediamo, la tripla che ha dato il massimo vantaggio all'Umana Reyer, quanto per probabilmente le azioni precedenti, quell'errore nel tentativo di alley-oop che non è andato a segno. Dicevo, il problema per Torino probabilmente non sono tanto i 17 punti subiti che ci possono stare, quanto sono soltanto i 9 punti segnati, e siamo ormai negli ultimi 2 minuti abbondantemente di gioco del primo quarto. Torino che ha dei seri problemi, dicevamo, è all'interno di una transizione societaria, una squadra che in estate era stata costruita pensando di poter puntare in alto, così evidentemente non si sta rivelando. Un bellissimo pallasport questo nuovo Palavela di Torino, dove giocano i giallo-blu della Fiat, la coccarda della Coppa Italia sul petto, quella Coppa Italia che l'anno scorso Torino vinse partendo proprio dalla sfida, ed eccolo qui intanto Deron Washington assieme al dottor Beggio e a Thomas Kidsling tra i giocatori che non sono a referto. Dicevo, la cavalcata di Torino che partì proprio nella sfida con l'Umana Reyer, Galbiati in panchina, Umana Reyer che cercherà finalmente di
sfatare il tabù delle Final 8 di Coppa Italia. Questa volta l'avversario sarà Sassari, ma intanto c'è da proseguire ancora con qualche turno di campionato. Il Lumana Reyer vuole ripartire proprio da qui, proprio da Torino, per cercare appunto di riavvicinarsi alla vetta, sfruttando anche la sconfitta nell'anticipo di Avellino. Vorrebbe dire di nuovo secondo posto per gli Orogranata, che continuano a difendere forte. Poeta continua a giocare a due con Cousin, ma Watt riesce a tenere la difesa e Stone su Cousin lo costringe all'errore con il rimbalzo per Lumana Reyer, che è chiaramente in controllo della partita. Ha inserito anche Bruno Cerella al posto di Michael Bramos, ed è proprio Cerella che consegna a Tonut. Poi è Stone nuovamente per Tonut, il pallone da Deja Watt che si fa largo, inchioda la schiacciata rovesciata e c'è la doppia cifra di vantaggio per Lumana Reyer, 19-9, secondo assist per Austin Day e doppia cifra di vantaggio con i primi 2 punti segnati da Mitchell Watt. Fallo in attacco anche per Torino adesso con Jamil Wilson, ed anche lui è al secondo fallo personale. Arriva al bonus Torino, il fallo fischiato lontano dal pallone, con Poeta che aveva trovato un varco. Esce Carr, rientra Dallas Moore per un preoccupatissimo coach Galbiati. In campo c'è anche James McAdoo al posto di Jamil Wilson, che come abbiamo detto ha speso il secondo fallo. Lumana Reyer a più 10 e con il pallone in mano. Stone, il pallone che circola, arriva nelle mani di Austin Day che prova ad attaccare su Cousin, ma poi sbaglia ancora. Un facile appoggio al tabellone, sia pur non con la sua mano principale. Adesso arriva il fallo del bonus dell'Umana Reyer, il primo personale di Bruno Cerella. Ha fatto tutto bene, ovviamente sapeva che Cousin aveva 2 falli, lo ha attaccato in maniera intelligente Austin Day, però poi ha sbagliato il canestro. Primo fallo della partita di Bruno Cerella, e Torino che può andare fino alla fine con l'ultimo possesso. È arrivata al bonus Lumana Reyer e vediamo l'attacco di Hobson che trova il canestro. Dunque il canestro di Hobson concede però un'ultima opportunità all'Umana Reyer, che costruisce con Julian Stone. La penetrazione di Stone, lo scarico, il tentativo da 3 punti di Day non va a segno, e dunque al primo intervallo il punteggio dice 11 per la Fiat Torino, 19 per l'Umana Reyer. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Dunque 8 punti di vantaggio per l'Umana Reyer dopo i primi 10 minuti. Queste le statistiche della partita. Vediamo come tira di più e meglio da 2 punti, ma non di tanto l'Umana Reyer, 5 su 10 e 3 su 9. Soprattutto c'è un dominio a rimbalzo, 12 contro 9 per la formazione di coach Walter De Raffaele, 5-4 gli assist. E poi abbiamo 2 soli liberi nella partita, li ha tirati Torino che era partita meglio. Nel primo minuto si è sbloccata prima la squadra, diciamo nei primi minuti si è sbloccata prima la squadra di coach Galbiati. Vediamo alcune delle azioni iniziali. Poi l'Umana Reyer è passata avanti con Vidmar e da quel momento ha sempre condotto nella partita, toccando anche la doppia cifra di vantaggio
con il canestro trovato da Mitchell Watt per il 19-9 e nell'ultimo possesso è arrivato il canestro di Hobson per Torino, che dunque si è riavvicinata a -8, ma comunque ha segnato solo 11 punti nel primo quarto, merito di Umana Reyer che come al solito ha cercato di sfruttare al meglio le rotazioni a disposizione di coach Walter De Raffaele. C'erano ancora 3 giocatori che non hanno calcato il parquet, si tratta di Biliga, De Nicolao e di Giuri, mentre De Nicolao l'abbiamo visto adesso pronto ad entrare in campo per l'inizio del secondo quarto, prende il posto di Julian Stone rispetto al quintetto che aveva terminato la prima frazione. Ripeto, una panchina infinita quella dell'Umana Reyer che dunque adesso si ripropone ripartendo dal +8 maturato nel primo quarto. Una partita per ora tutt'altro che spettacolare, con prevalenza delle difese sugli attacchi. Umana Reyer che non appena alzato un po' l'intensità nel gioco offensivo è riuscita però a mettere le mani sull'inerzia della partita stessa. Torino ovviamente deve cercare di rientrare fin dai primi possessi e attacca con McAdoo sul perimetro, servito ancora il centro che ha un mismatch con Tonut, arriva l'errore, arriva il rimbalzo offensivo per Jaite, dunque doppio centro per Torino, la circolazione, palla ancora nelle mani di McAdoo che va a attaccare su Mitchell Watt. C'è il canestro, c'è anche il fallo commesso da Mitchell Watt, il primo personale per il centro dell'Umana Reyer, i 2 punti del 13-19 per McAdoo sull'assist arrivato sotto canestro. Diamo la circolazione, non considerato assist perché ha messo palla a terra McAdoo, e poi è stato bravo lui a incrociare e a trovare il fallo di Mitchell Watt. Al tiro libero a disposizione per completare il gioco da 3 punti McAdoo, ma è sul secondo ferro l'errore e poi va in cielo Stefano Tonut a recuperare il pallone, a consegnarlo ad Andrea De Nicolao, che dunque gioca la sua prima palla nella partita. Day, il pallone per Cerella che resta dunque in campo, sotto ancora Austin Day servito da De Nicolao. Tonut, palla per Mitchell Watt che prova ad andare via a Jaite, si avvicina e cambia mano, l'errore, ma c'è un fischio arbitrale perché c'è il fallo di McAdoo. Dall'altra parte il fallo l'aveva speso Mitchell Watt su McAdoo, da questa parte è McAdoo a commetterlo su Watt mandandolo in lunetta. Non è arrivato il canestro, dunque la possibilità è solo di avere 2 tiri liberi. Comunque non ha concretizzato il gioco da 3 punti in precedenza McAdoo per Torino, che è tornata a 2 possessi pieni di ritardo. E sbaglia il primo Mitchell Watt, che dunque avrà a disposizione solo il secondo per ridare 3 possessi di vantaggio all'Umana Reyer. Inquadrato Jaite, non è stato lui a commettere il fallo, è stato McAdoo. Secondo tiro libero per Watt, che ha sbagliato il primo e realizza, no, sbaglia, scusate, era andato a segno il primo perché giustamente si è aggiornata la grafica. 13-20 punti, ha sbagliato il secondo, comunque un solo punto per l'Umana Reyer, che ha ripreso i 3 possessi di vantaggio. Zona per la squadra di coach Walter De Raffaele con l'attacco di Poeta, lo scarico per Hobson che va a scontrarsi con Watt, non falloso l'intervento per gli arbitri, dunque l'Umana Reyer recupera il pallone con Tonut per De Nicolao, la tripla aperta dall'angolo, l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo di Cerella che poi sbaglia ancora un tap-in, questa volta a segno per l'Umana Reyer con Mitchell Watt. 13-22 e di caparbietà questa serie di rimbalzi offensivi per l'Umana Reyer portano al +9, massimo vantaggio, ricordiamo 10 punti per la squadra logranata. Attenzione, Hobson da 3 punti in faccia a Day, arriva ancora un errore, ma il rimbalzo offensivo di McAdoo, anche un po' fortunato qui il centro, o meglio il numero 4 di Torino, perché il centro in questo momento è Jaite, gioca con i 2 lunghi titolari, praticamente coach Galbiati per Torino, che torna a -7. Austin Day per De Nicolao, ancora il playmaker che serve sotto Mitchell Watt, la circolazione ci prova dalla media De Nicolao, l'errore, il rimbalzo nelle mani di Hobson che guida la transizione per Torino, sempre sul -7 Fiat. Il tiro dalla media di Hobson, ancora un errore, si continua a sbagliare molto sul parquet del Palavela, punteggio che rimane fermo sul 15-22. Stefano Tonut prova l'accelerazione, servito a sotto Austin Day che si fa largo e questa volta non ha problemi a depositare il canestro del nuovo +9
per l'Umana Reyer con l'assist questa volta a favore di Stefano Tonut. L'attacco di Torino con Poeta, Torino che continua a segnare molto poco. McAdoo serve per Jaite, c'è un fischio arbitrale prima del movimento di Jaite per il fallo di Austin Day che non è convinto. Il terzo fallo subito da Jaite, il primo personale per Austin Day. Rivediamo il replay, un fischio che stupisce il numero 9 dell'Umana Reyer. Non abbiamo visto il momento del contatto perché il replay comincia praticamente dal momento in cui è arrivato il fischio della terna arbitrale. Comunque il pallone resta nelle mani di Torino, 2 falli di squadra per l'Umana Reyer, uno solo per la Fiat che riparte con Moore. La rimessa verso McAdoo accoppiato con Marco Giuri che è entrato sul parquet prendendo il posto di Andrea De Nicolao. Dall'altra parte invece c'è Carr che ha preso il posto di Poeta, è proprio lui che si prende il tiro in faccia a Giuri, arriva un errore per la gran difesa dell'Umana Reyer, il pallone recuperato da Watt, poi Giuri per Cerella, il bel passaggio per Stefano Tonut, la tripla dall'angolo sul primo ferro, si lotta a rimbalzo, la spunta Carr e il punteggio rimane fermo sul 15-24, comunque più 9 per l'Umana Reyer con l'attacco di Torino. Servito Jaite, gli toglie la sedia Austin Day che poi guida la transizione ad una mano, il pallone, poi la buona circolazione e il canestro convalidato a Mitchell Watt. Nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer, più 11. La stoppata di McAdoo è irregolare, un nuovo assist per l'Umana Reyer. Vediamo il tentativo di recupero, c'è il time out intanto per Torino. Una transizione non ad altissima velocità per l'Umana Reyer ma a grandissimo quoziente intellettivo, possiamo definirla così, perché c'è stata tanta testa nella gestione e poi Marco Giuri ha servito l'assist. È quello che intendevo in precedenza quando parlavo della grandissima profondità dell'Umana Reyer. Giuri, De Nicolao e adesso una B-Liga, probabilmente vedremo in campo anche lui prima della fine della partita. Non erano entrati nel primo quarto. De Nicolao si è preso un paio di tiri pur sbagliandoli, ma ha subito approcciato alla partita a nostro parere con il piglio giusto, e Marco Giuri una gran difesa costringendo, eccolo qui inquadrato, Marco Giuri all'errore Carr, e poi questo assist che è stato depositato da Mitchell Watt per il massimo vantaggio Umana Reyer sul più 11. E si rialza dalla panchina la formazione orogranata con ancora preoccupazioni invece per coach Galbiati. Lo vediamo in piedi davanti alla panchina di Torino, perché Torino sta soffrendo la buona difesa dell'Umana Reyer, sta affidandosi soprattutto al tiro da 3 punti con però percentuali basse per la Fiat, e questo l'Umana Reyer lo può concedere, nel senso che l'importante è non consentire a Torino di entrare in fiducia, anche perché il Palavela, che pure presenta diversi vuoti, perché però è una ottima e grande struttura, potrebbe accendersi e sostenere la Fiat in una partita che è importantissima. Invece arriva un altro recupero per l'Umana Reyer che va alla transizione, qui la stoppata è buona ma rimane in possesso di palla l'Umana Reyer con la circolazione ancora nelle mani di Austin Day che prova l'incrocio, va su Austin Day, sbaglia il gancio, il rimbalzo è per Jaite. E siamo al quarto minuto del secondo quarto, 14° di gioco con l'Umana Reyer che è sempre a più 11, un bel gioco a 2 qui per Torino. Si ferma il gioco perché in precedenza c'è stato il secondo fallo personale di Bruno Cerella, il terzo di squadra per l'Umana Reyer, il primo fallo subito per Darlington Hobson, il numero 5 di Torino, che vediamo adesso inquadrato prima dello scarico, comunque a gioco fermo, e va in panchina Cerella dopo il secondo fallo personale. Rientra in campo Michael Bramos, mentre Torino rimette in campo Wilson al posto di McAdoo. Wilson che ricordiamo ha 2 falli, mentre c'è anche Mazzola in campo per l'Umana Reyer al posto di Austin Day. L'attacco di Torino che serve Jaite accoppiato con Watt, bel gancio qui da parte di Jaite per il meno 9 Fiat, torna sotto la doppia cifra di ritardo la formazione di casa ora in difesa, mentre ci avviciniamo alla metà del secondo quarto. Tonut, il pallone per Giuri, lo scarico ancora Bramos per Mitchell Watt, il tiro dalla media, l'errore ma c'è il rimbalzo offensivo di Stefano Tonut tra 3 maglie gialle, la riapertura per Giuri, la tripla aperta, la sbaglia Marco Giuri e c'è il tap-in a segno per l'Umana Reyer, anzi no, il canestro credo che sia convalidato da
Vediamo un po', canestro da 2 punti per l'Umana Reyer, il tiro adesso di Hobson, a segno anche Hobson per il 19-28 per l'Umana Reyer, adesso in attacco con Marco Giuri. Lo scarico per Watt, poi c'è Bramos, si fa vedere con l'accelerazione, ancora la circolazione veloce dell'Umana Reyer. Stefano Tonut ci prova dall'angolo e mette la tripla. Stefano Tonut, Umana Reyer che allunga con il canestro del proprio numero 7, 19-31 il punteggio per gli Oro Granata, con l'attacco di Torino al massimo svantaggio, il movimento di Carr, l'errore, la lotta a rimbalzo, il pallone è preda di Mitchell Watt, ancora no, questa volta viene buttato via il pallone da parte di Valerio Mazzola e va subito a scambiarsi il 5 con Stefano Tonut. C'è un time out per l'Umana Reyer dopo la palla persa di Valerio Mazzola. Rivediamo la tripla di Stefano Tonut che ha dato il massimo margine all'Umana Reyer, 19-31 il punteggio. Vediamo un po', 19-32, c'è qualche discrepanza, credo che si stia controllando adesso il punteggio al tavolo, c'è una discrepanza tra il tabellone e quanto riporta il sito della Lega Basket, quindi le statistiche ufficiali 19-32. Ci fidiamo del tabellone del Palavela, anche se durante il time out appunto gli arbitri stanno controllando le azioni in precedenza per controllare il punteggio. Buon comunque per l'Umana Reyer che appunto i ricambi, definirli così è un po' limitativo, lo sappiamo, comunque i giocatori subentrati, ecco, è più giusto definirli così, hanno dato lo stesso, la stessa intensità, lo stesso apporto di quelli che sono stati sostituiti. E dunque il margine in doppia cifra comunque sia è per l'Umana Reyer su questo time out chiesto da coach Walter De Raffaele. Ancora vedete il confronto, c'è un problema tra tavolo e tabellone. Vediamo adesso cosa decidono gli arbitri. Probabilmente, ripeto, c'è stato un problema di referto. Vediamo ancora. C'è un canestro che non era stato annotato, credo, per l'Umana Reyer, quello di Mitchell Watt in precedenza, quello sul tentativo da 3 punti con palla che si è impennata. Infatti abbiamo visto, siamo rimasti anche noi un attimino interdetti in quel momento per il tabellone che non si muoveva. C'è ancora, ripeto, la discussione all'interno del parquet per capire quale sia esattamente il punteggio. Credo che il discorso sia proprio da vedere se la tripla sparata in quell'azione da Giuri sia andata a segno con o senza il tocco da parte di Mitchell Watt. Secondo noi il tocco di Mitchell Watt c'è stato e dunque il canestro è da 2 e quindi il punteggio dovrebbe essere 19-31, però lo ripetiamo, gli arbitri hanno potuto visionare l'instant replay, si stanno ancora confrontando anche loro, rimane 19-32 il punteggio sul tabellone. Vediamo adesso i punteggi individuali. Mitchell Watt a 9, 5 per Day, 5 per Mazzola, 4 per Heinz, 3 per Bramos, 3 per Tonut, 3 per Giuri, 2 per Widmer. Ecco, è stata data la tripla a Marco Giuri ed è per questo che il punteggio dice 32, ma credo che verrà corretto a 31 e salirà alla doppia cifra con 11 punti Mitchell Watt. Ripeto, questi sono inezie, anche se è giusto, visto che poi ci sono anche i mezzi tecnologici per farlo, che la terna arbitrale vada a ricontrollare il filmato della partita per poi adeguare il tabellone e di conseguenza anche lo scout, che poi è quello che fa testo. Rimane a 32 almeno sulle nostre grafiche l'Umana Reyer, adesso in fase difensiva. L'attacco di Wilson accoppiato con Mazzola ci prova da 3 punti e c'è l'ingenuità qui da parte di Valerio Mazzola, perché frana addosso
all'avversario e ci sono 3 tiri liberi per Mazzola. È il secondo fallo personale, rivediamo ancora, si va a toccare, entra nel cilindro dell'avversario, come si dice in gergo, Valerio Mazzola. Secondo fallo e fallo del bonus per l'Umana Reyer, resta comunque a 32 lo score sul tabellone. Dunque ci siamo sbagliati noi, abbiamo interpretato male noi probabilmente l'azione precedente. Noi continuiamo a basarci su quello che è il risultato in sovrimpressione, il risultato ufficiale. Intanto vediamo i tiri liberi di Wilson che segna il primo e Torino è a 20, e questo è sicuro per la formazione di coach Galbiati. Inquadrato adesso il secondo tiro libero di Wilson, l'errore, e dunque è 20-32 il punteggio, e il terzo tiro libero è per il numero 0 di Torino, che fa 2 su 3, e dunque 21-32 il punteggio, 3:56 da giocare nel corso del primo tempo, con coach Galbiati che chiede il pressing a tutto campo ai propri giocatori. C'è ancora qualcosa da confrontare prima di riprendere il gioco. Ripetiamo ancora una volta, credo che si stia discutendo di quell'azione precedente, perché qui non c'era nulla da vedere, si sta perdendo parecchio tempo e questo potrebbe anche raffreddare i giocatori in campo. Certo, ripetiamo, la situazione vede l'Umana Reyer abbastanza in controllo. Ancora chiamato coach Walter De Raffaele per il chiarimento relativo all'azione precedente. Ancora vediamo segnare 3 da parte degli arbitri. Proviamo a leggere il labiale. Ancora confusione tra referto e terna arbitrale, tra tavolo e arbitri di questa partita, con ancora coach Walter De Raffaele che non riesce a capire quello che sta succedendo. Ripeto, credo che il punteggio sia 21-31 per la formazione di coach Walter De Raffaele, per gli Orgranata che sono in attacco. Rimane intanto a 32, no, adesso il tabellone del Palavela da 31, infatti viene aggiornata anche la nostra grafica. Questo è il punteggio, credo che appunto il dato sia corretto, che il canestro sia stato di Mitchell Watt e non la tripla di Giuri, che comunque adesso ci riprova con l'errore. C'è rimbalzo offensivo di Paul Biliga, appena entrato sul parquet dopo questa lunga sosta, e subisce il fallo Paul Biliga, che ha preso il posto di Mitchell Watt, e andrà in lunetta con 2 tiri liberi, perché in azione di tiro è andato a prendere su il rimbalzo offensivo. Il fallo è il secondo di McAdoo, erano i 2 in questo momento sul giocatore. Esce Giuri, entra Stone ed esce Mazzola ed entra Austin Day, prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Paul Biliga. Una lunghissima pausa per chiarire il punteggio. Ovviamente, anche se Biliga ha appena fatto il suo debutto nel match, si raffreddano un po' le dinamiche e dunque arriva l'errore, e arriva un doppio errore addirittura per Paul Biliga. Dunque rimane il punteggio sul 21-31 con il possesso per Torino, per tornare sotto la doppia cifra di ritardo. La palla che arriva sotto nelle mani di McAdoo, il tiro di McAdoo, l'errore, il rimbalzo di Bramos, preferisce rallentare l'Umana Reyer da Biliga a Tonut. Sono gli ultimi 3 minuti nel corso del primo tempo. Stefano Tonut penetra, scarica, Julian Stone nuovamente per Tonut, rimane in doppia cifra del vantaggio per l'Umana Reyer, ci prova da 3 punti Tonut, l'errore, il taglia fuori da parte di McAdoo. Biliga va a cercare il pallone, è l'ultimo a toccarlo, e dunque il pallone torna nelle mani di Torino con un'altra opportunità per portarsi sotto la doppia cifra di ritardo rispetto all'Umana Reyer. Il punteggio resta in ogni caso molto basso, sul 21-31, quando mancano meno di 3 minuti al termine del primo tempo. Moore a costruire il gioco, lo scarico per McAdoo, perso qui dalla zona dell'Umana Reyer. Subito ne approfitta con il gancio destro McAdoo, ed ecco il vantaggio sotto la doppia cifra per lo svantaggio, il vantaggio dell'Umana Reyer sotto la doppia cifra, più 8 per gli Granata, che attaccano con Tonut. Day parte, porta a casa il fallo di Portannese, terzo fallo subito per il numero 9 dell'Umana Reyer, primo fallo per Portannese
anche se non è ancora il bonus la Fiat, e dunque non ci saranno i tiri liberi per Austin Day, mentre rientrano in campo Marquez Haynes al posto di Tonuta e con l'inquadrato Jasper Widmar al posto di Paul Biliga, che ha masticato ben poco parquet in questa partita. Si riparte con la rimessa, 14 secondi a disposizione dell'Umana Reyer, servito Julian Stone, il palleggio, lo scarico per Haynes, la circolazione verso Austin Day, si fa vedere Widmar al centro dell'area, poi ancora palla sul perimetro con Julian Stone che incrocia, ci prova da 3 punti, arriva l'errore, la lotta a rimbalzo, premia ancora McAdoo, momento positivo per Torino che prova a correre in transizione, l'Umana Reyer comunque copre il pitturato, Carr, la tripla non va, il rimbalzo ancora una volta nelle mani di Michael Bramos con l'attacco Umana Reyer nelle mani di Julian Stone, palla sotto per Austin Day che prova ad andare dentro, subisce il fallo, si lamenta, attenzione c'è anche il fallo tecnico per Austin Day, secondo fallo di Day che si è lamentato in maniera troppo plateale nei confronti degli arbitri. Ripetiamo, non so se l'intervento di Moore sia stato falloso o meno, adesso il replay arriva nella parte finale dell'azione. Anzi scusate, non è stato Moore, è stato Carr a toccare il pallone in maniera fallosa per Day, non per gli arbitri, le proteste, e purtroppo giusto il tecnico con Day che dà un tiro libero a disposizione di Dallas Moore, mentre rientra in campo Cousin al posto di Jamil Wilson per la formazione di Torino. C'era un tiro libero per Dallas Moore ed essendo in possesso di palla Torino rimarrà in possesso, mentre Dallas Moore con un po' di fortuna segna il -7, Torino che si riavvicina in questo finale di primo tempo, poco meno di 2 minuti da giocare. Si riparte con una rimessa dalla parte difensiva, perché era lì il pallone quando è stato fermato il gioco per il tecnico a Austin Day. Rimette in campo McAdoo per Cousin, il consegnato per Moore che supera la metà campo, ha di fronte Stone, servito Carr, il blocco di Cousin che va al pick and pop, ovviamente non è un tiratore, preferisce dare a Portannese che ci prova da 3 punti a spazio, ma arriva l'errore, il rimbalzo è di Widmar e ragiona l'Umana Reyer in questi ultimi 100 secondi scarsi, 90 adesso sul tabellone del Palavela per l'attacco dell'Umana Reyer che parte dalle mani di Michael Bramos, poi Marquez Haynes, si fa vedere Widmar, Cousin ha 2 falli, deve attaccarlo lo sloveno che penetra, scarica, arma la mano di Austin Day, non si sente prendere la tripla, scarica per Bramos allo scadere dei 24, la tripla di Michael Bramos ridà il vantaggio in doppia cifra all'Umana Reyer. 34-24, ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo che l'Umana Reyer ha praticamente condotto dall'inizio alla fine. Portannese, l'accelerazione, il gancio non in stile perfetto, ma arrivano i 2 punti per Torino che torna sotto la doppia cifra. E anche se l'Umana Reyer è in possesso di palla e ha comunque 8 punti di vantaggio. Julian Stone, palla per Bramos, scivola Portannese, Haynes per Bramos che ha una tripla aperta e la mette, approfitta della scivolata di Portannese, Bramos 2 triple di fila e più 11 di nuovo per gli Oro Granata che si avvicinano così al termine del primo quarto con un vantaggio in doppia cifra. L'attacco di Torino con il canestro trovato da Moore, 28-37, e sui 18 secondi e 9 che mancano ancora da giocare nel corso del primo tempo va a chiamare time out, l'aveva a disposizione coach Walter De Raffaele per costruire questo ultimo attacco. Comunque vada, l'Umana Reyer avrà un vantaggio vicino alla doppia cifra, i punti adesso sono 9 e ripeto c'è un ultimo attacco che sarà nelle mani dell'Umana Reyer, a meno di gestioni scriteriate da parte della formazione Oro Granata. Sta disegnando sulla lavagnetta lo schema coach De Raffaele, ripetiamo soprattutto grazie alla difesa, perché nel finale si è un po' ritrovata la formazione piemontese, ha segnato 5 punti negli ultimi possessi, ma per il resto appunto era sotto i 20 punti segnati la squadra di Galbiati. Non che la partita sia finita, lo sappiamo benissimo, il basket è uno sport bello anche per questo, perché può succedere di tutto in pochi secondi, figuriamoci in 20 minuti, ma per ora l'inerzia è assolutamente nelle mani dell'Umana Reyer, che forse sta giocando in maniera meno spettacolare rispetto a Tenerife, ma sta comunque disputando
confermando la prestazione di continuità che le si chiedeva in vista di questo ritorno nel campionato italiano, prima di affrontare Bonn in Champions League martedì prossimo al Taliercio. In campo Tonut e Watt al posto di Stone e Day per l'ultimo possesso, a meno che Torino non decida di spendere rapidamente dei falli e poi avere un'altra palla, ma non è questo credo l'intendimento da parte di coach Galbiati, che intanto vede di difendere forte, pressando a tutto campo e cercando di rallentare l'attacco dell'Umana Reyer. Del resto Torino ha un fallo da spendere, dunque può cercare di portare l'Umana Reyer alla fine dei secondi a disposizione per il tiro. Marquez Heinz raddoppiato da Carr e Portanese, arriva il fallo ed è il fallo di Tony Carr, arriva al bonus la Fiat e l'Umana Reyer a 5 secondi e 3 decimi per prendersi l'ultimo tiro. Carr e Portanese sono andati ad aggredire su Marquez Heinz e è arrivato il fallo. La rimessa di Stefano Tonut, adesso se Torino farà fallo manderà in netta l'Umana Reyer. Heinz marcato da Cusin, ed ecco il fallo di Cusin è anche un fallo pesante perché il terzo personale per l'ex centro di Milano, che guarda gli arbitri fulminandoli con uno sguardo ovviamente accoppiato a Marquez Heinz. Ne ha subito approfittato il playmaker e capitano dell'Umana Reyer per portare a casa il fallo, per andare in lunetta a tirare 2 liberi e dopo ci sarà un amen per Torino, 3 secondi e 4 per l'ultimo tiro, a meno che non arrivi un errore, ma intanto non arriva sul primo tiro libero ed è doppia cifra di vantaggio per l'Umana Reyer. Adesso vedremo come andrà il secondo tiro libero, se lo sbaglierà avrà ancora meno a disposizione Torino, ma l'importante secondo noi è che lo segni, poi difendere forte e segna Marquez Heinz. Adesso il pallone è per Torino, che deve partire comunque dalla linea di fondo campo, esce Heinz e rientra Julian Stone per difendere su questo ultimo possesso del primo tempo, più 11 Umana Reyer. Il pallone nelle mani di Carr, ancora lento l'attacco di Torino, ci prova con Moore, arriva l'errore e dunque all'intervallo lungo il punteggio al Palavela di Torino dice Umana Reyer 39, Fiat Torino. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese.
Ben ritrovati amici e ascoltatori dal Palavela di Torino per l'inizio del secondo tempo del match tra Humana Reyer e Fiat Torino. Oro Granata che hanno chiuso i primi 20 minuti avanti di 11 punti, il massimo margine toccato è stato di 12 in occasione di quella lunga sosta per controllare un canestro da 3 punti di Giuri che poi è stato convertito in canestro da 2 di Mitchell Watt, ma l'importante è che l'Humana Reyer ha giocato una grande partita per quel che riguarda il fronte difensivo e riparte con il primo possesso nel secondo quarto, appunto ripartendo dal più 11. Julian Stone costruisce, serve per Marquez Haynes che penetra, scarica, arriva un fischio arbitrale, è il primo fallo di Hobson e terzo subito per Marquez Haynes nella sua partita. Si riprende dunque con una rimessa laterale in attacco per l'Humana Reyer. Rivediamo ancora l'azione, il fallo subito da Marquez Haynes, il pallone sotto, dentro fuori per l'Humana Reyer, nuovamente nelle mani di Gasper Widmar, il cui gancio non va a segno, il rimbalzo è di Jaité e dunque si rimane sul più 11 per l'Humana Reyer con l'attacco di Torino nelle mani di Moore, un contatto sul blocco, il fallo viene speso da Julian Stone ai danni di Jaité, primo fallo personale per Julian Stone e quarto subito dal centro di Torino, uno dei più positivi sicuramente per la Fiat che rimane dunque in attacco con la rimessa, anche se il punteggio ancora deve muoversi. L'attacco di Hobson, lo scarico direttamente nelle mani di Valerio Mazzola che riapre per il capitano Marquez Haynes, la circolazione arriva nelle mani di Haynes, l'errore, il rimbalzo ancora una volta di Jaité che va più in alto di Widmar, così la transizione è questa volta per Torino, è trascorso quasi un minuto, ancora non si è segnato sul parquet del Palavela in questo secondo tempo. Hobson, la penetrazione e lo scarico per Jaité che oltre che a rimbalzo ci fa sentire adesso anche in vena realizzativa, trovando il primo canestro del secondo tempo che ridà alla Fiat il ritardo sotto la doppia cifra. 30 Torino, 39 Humana Reyer che attacca con Mazzola dentro e fuori per l'attacco servito a Gasper Widmar, la schiacciata di Gasper Widmar sull'assist, il terzo della partita di Julian Stone, ritorna a più 11 l'Humana Reyer in avvio di questo secondo tempo, la risposta di Widmar a Jaité, dunque coinvolti subito i lunghi sia da una parte che dall'altra. Moore prova a sfruttare il blocco proprio di Jaité, poi è costretto dalla difesa dell'Humana Reyer a scaricare per Carr, la buona difesa di Marquez Haynes, il tiro di Carr, l'errore, la lotta a rimbalzo, tocca e recupera Marquez Haynes che va alla transizione per l'Humana Reyer, poi va alla penetrazione, appoggia il tabellone, arriva l'errore, l'ultimo tocco a rimbalzo è di Julian Stone. Forse c'è stata un'intercezione da parte di Jamil Wilson, in ogni caso è arrivato l'errore per l'Humana Reyer e la rimessa sarà per la Fiat Torino. Comunque resta a più 11 la squadra di coach Walter De Raffaele dopo 2 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Moore, l'attacco della Fiat sempre marcato da Marquez Haynes, sempre il blocco di Jaité, la penetrazione di Moore che alza la parabola e subisce il fallo, lo ha commesso Gasper Widmar nell'aiuto sul piccolo di Torino. In questo caso il fallo arriva su azione di tiro e dunque potrà andare in lunetta Dallas Moore con 2 tiri liberi dopo il secondo fallo personale di Gasper Widmar che prima si era reso protagonista, come vediamo in questa azione, di una grande schiacciata sul gioco a 2 con Julian Stone, classico pick and roll e poi inchiodata dello sloveno. Dall'altra parte appunto è arrivato il secondo fallo di Gasper Widmar che è anche il secondo di squadra per l'Humana Reyer con 2 tiri liberi a disposizione di Moore, a segno il primo, meno 10 per la Fiat che ha a disposizione un secondo tentativo dalla linea della carità con il proprio playmaker, sbaglia però Moore, il rimbalzo è di Widmar che riesce a anticipare proprio lo stesso Moore proiettatosi verso il rimbalzo dopo aver capito che il suo tiro non sarebbe andato a segno. Dunque rimane in doppia cifra il vantaggio dell'Humana Reyer con anche il pallone in mano. Julian Stone ad una mano per Marquez Haynes che vede un varco poi ben marcato da Hobson, poi invece lo scarico è completamente sbagliato da parte di Marquez Haynes, passa alla panchina di Torino anziché a Valerio Mazzola che si era mosso in precedenza da quella mattonella. Arriva la palla persa per l'Humana Reyer e il possesso che torna nelle mani di Torino
con l'attacco sempre sul perimetro. Hobson marcato da Stone rompe il raddoppio e c'è attenzione perché il fallo è ancora di Gasper Vidmar e terzo fallo per il centro sloveno. Vedremo se deciderà di tenerlo in campo coach Walter De Raffaele. Di sicuro c'è in arrivo 2 tiri liberi per Darlington Hobson che rivediamo ancora è riuscito ad andare ad attaccare lo sloveno. Diciamo che il contatto è al limite. Comunque gli arbitri hanno deciso per il tiro libero, o meglio i 2 tiri liberi in arrivo. Adesso la sovraimpressione parla del terzo fallo di Vidmar che va ovviamente in panchina, rientra al suo posto Mitchell Watt prima dei 2 tiri liberi a disposizione di Darlington Hobson. Il primo tiro libero è sbagliato, dunque rimane a -10 Torino, che però ha a disposizione questo secondo libero nelle mani del suo numero 5 per tornare sotto la doppia cifra di ritardo, e va a segno il libero. Dunque -9 per Torino che cerca l'aggressività sulla rimessa dal fondo per l'Umana Reyer, anche se poi decide di ripiegare a protezione della propria metacampo, così può superare la metacampo. Marquez servito subito a Mitchell Watt appena rientrato in campo dopo il terzo fallo di Vidmar, però evidentemente ancora freddo Watt che sbaglia di non poco il gancio, la transizione. Ancora Hobson che è accoppiato adesso con Valerio Mazzola, rimane sull'esterno il lungo dell'Umana Reyer, arriva l'errore per Wilson, poi il pallone carambola addosso a Mitchell Watt per la rimessa a favore della Fiat Torino in fase d'attacco con 14 secondi a disposizione dopo 3 minuti di gioco. È pronto a rientrare Austin Day al posto di Valerio Mazzola per l'Umana Reyer. Eccolo sul parquet Austin Day a marcare sotto le planche. Riparte Torino dal -9 con la palla in mano, un po' fermo l'attacco di Torino che si affida però alla tripla di Hobson, caldo decisamente nel momento, e sono 2 i possessi di ritardo adesso per la Fiat quando siamo dopo 3 minuti poco più di gioco nel corso del secondo tempo. Haynes, Day, buona la circolazione con Watt che viene fermato, il fallo di Tony Carr che non è convinto del fischio arbitrale per Carr. Il secondo fallo, Mitchell Watt potrà anzi no, non va in lunetta credo, perché non è stata considerata azione di tiro per Mitchell Watt, mentre vediamo la tripla di Hobson in precedenza che ha portato a 2 soli possessi il ritardo di Torino. Una tripla per giocatori in questo momento più a fuoco della formazione di casa. La rimessa di Stone dunque non considerata azione di tiro quella di Mitchell Watt, rimane comunque in fase d'attacco il Umana Reyer che ha 7 secondi per l'azione di tiro. Servito Watt, lo scarico no look per Marquez Haynes, la linea di fondo, e attenzione c'è un'infrazione ancora in partenza per Marquez Haynes che o pesta la linea o commette infrazioni in passi. Comunque arriva la palla persa per l'Umana Reyer, è quello che conta in questo momento in cui sta riprendendo fiducia anche il pubblico del Palavela di Torino. Un paio di palle perse per l'Umana Reyer in avvio di questo secondo tempo, con la Fiat che prova a colpire ancora con Hobson, e ancora un'ingenuità dell'Umana Reyer perché è Mitchell Watt questa volta a franare addosso a Hobson che stava tirando da 3 punti, e dunque saranno 3 i liberi dopo il secondo fallo del centro dell'Umana Reyer. Ne ha già 3 Gasper Vidmar, lo ricordiamo, per gli Oro Granata. Adesso arriva a 2 falli anche Watt, ma soprattutto avrà 3 tiri liberi a disposizione Hobson e teoricamente può arrivare ad un solo possesso, invece teoricamente rimane perché sbaglia il primo tiro libero. Comunque può riavvicinarsi ulteriormente la Fiat che ha decisamente approcciato meglio dell'Umana Reyer in questo secondo tempo. Segna il secondo Hobson, ne avrà un terzo a disposizione, intanto è -5 per la formazione di Galbiati. Il libero a disposizione di Hobson fa 2 su 3 e dunque -4 per la Fiat che comincia a crederci, anche perché l'Umana Reyer non ha cominciato nel migliore dei modi in questi primi 4 minuti di secondo tempo. Haynes, il pallone per Bramos che finge soltanto la tripla, poi scarica per Mitchell Watt, ancora Michael Bramos che gioca 2, ma arriva un'altra palla persa, la terza nel quarto per l'Umana Reyer, e Jamie Wilson trova il canestro che spinge giustamente coach Walter De Raffaele dopo poco più di 4 minuti di gioco a chiamare il time out perché Torino è lì. Si partiva dal -11
dell'intervallo lungo. Torino ha, dicevo, decisamente approcciato meglio alla partita in questa ripresa. L'Umana Reyer ha segnato appena 2 punti, il canestro di Gasper Widmer l'ha schiacciata dopo il bel pick and roll con Julian Stone. Torino, che partiva da meno 11, adesso è a meno 2 e dunque un parziale di 11-2 per l'Umana, diciamo contrario all'Umana Reyer, favorevole alla Fiat Torino, ed è giusto che coach Walter De Raffaele voglia parlarci sopra prima di tornare in campo per cercare appunto di scuotere i suoi, che hanno disputato un ottimo primo tempo. In questo secondo tempo hanno già subito 11 punti in 4 minuti di gioco, e questo è un ago della bilancia importante per l'Umana Reyer. Lo ricordiamo come la difesa e la velocità di circolazione della palla siano le 2 armi principali per gli Orogranata, che qui al Palavela, una struttura veramente degna di menzione. Abbiamo visto intanto inquadrati anche sullo sfondo i tifosi che hanno seguito in questa trasferta la squadra. Qui al Palavela cerca, stavo dicendo, il ritorno alla vittoria esterna anche in campionato, dopo aver espugnato Tenerife in Basketball Champions League. Si riparte comunque in vantaggio l'Umana Reyer, anche se il vantaggio si è ridotto a soli 2 punti. Dopo il time out di coach Walter De Raffaele, a costruire il gioco è Julian Stone, che scambia con Bramos, il consegnato per Marquez, il blocco di Watt, che riceve, scarica per Austin Day, la finta, poi ancora un pallone per Mitchell Watt, che trova l'appoggio al tabellone con la sua mano mancina. Riprende 2 possessi di vantaggio l'Umana Reyer. Bella la combinazione tra Austin Day, al terzo assist della sua partita, e Mitchell Watt per il canestro del +4 Umana Reyer. Dall'altra parte però è il solito Jaite a trovare l'appoggio al tabellone, ridando subito il -2 a Torino. Terzo assist anche per Hobson dopo il terzo assist di Day per l'Umana Reyer. Jaite, vedete, già in doppia cifra e con 6 rimbalzi, quindi abbastanza vicino, visto che la sua specialità sono proprio i palloni recuperati, alla doppia. Intanto arriva il recupero proprio di Jaite, ma con il piede. Buon per l'Umana Reyer che il cronometro venga riciclato a 14, perché mancavano 6 secondi soltanto per l'azione di tiro. Qui rivediamo il bel gioco a 2 Hobson-Jaite, che ha portato nuovamente al -2 Torino. L'Umana Reyer rimane in attacco dopo il tocco di piede e di Jaite, e ha 14 secondi a disposizione per cercare di rimettere 2 possessi di vantaggio sul tabellone del Palavela. Siamo alla metà del terzo quarto, finora 4 punti segnati dall'Umana Reyer, che attacca con Day. Arriva un altro fallo, questa volta è di Wilson, il terzo fallo di Wilson. Questo è un dato importante, mentre l'Umana Reyer ha in campo al posto di Julian Stone Andrea De Nicolao, che torna dunque a dare una mano in cabina di regia. Vediamo se Wilson rimane in campo. Credo che la decisione sia proprio quella di lasciarlo in campo, nonostante i 3 falli da parte di coach Galbiati. Ancora in attacco l'Umana Reyer con Austin Day, lo scarico, l'intercetto ancora una volta di Jaite, che si lamenta, chiede che l'ultimo tocco sia di un Orogranata. Non è per niente convinto il centro di Torino della decisione arbitrale. Comunque rimangono solo 9 secondi e qui forse un po' di ragione ce l'aveva, visto che Heinz ha messo le mani sul pallone, stava abbassando la testa. Buon per l'Umana Reyer, che ha ancora questi 9 secondi per prendersi il tiro, ma non arriva il tiro perché c'è la persa sulla rimessa laterale, il contropiede, ed ecco il pareggio di Torino, che dopo tanto inseguire si riporta a quota 43. Ma ripeto, il problema sono i 4 punti segnati dall'Umana Reyer, che ha rallentato la velocità di circolazione della palla in attacco, e ha subito il rientro di Torino, che adesso viene proprio sostenuta dal suo pubblico. La circolazione qui è abbastanza buona, anche se poi il passaggio di Austin Day viene intercettato e Jamil Wilson schiaccia il canestro del sorpasso Torino. L'approccio decisamente diverso, lo abbiamo detto, mentre Tonut prende posto di Marquez nell'Umana Reyer. Approccio decisamente diverso rispetto a un primo tempo in cui l'Umana Reyer, pur avendo giocato forse non ai livelli di Tenerife, ma comunque aveva tenuto sempre in controllo la partita, adesso si trova addirittura ad inseguire, partendo dal +11 dell'intervallo lungo. Bisogna assolutamente ritrovarsi in questi ultimi 4 minuti di terzo quarto, per poi ovviamente andarsi a giocare tutto nell'ultimo e decisivo parziale. L'attacco di
Austin Day, va su, alza la parabola e trova il canestro per l'Umana Reyer per impattare, una giocata individuale che ci voleva in questo momento per gli Oro Granata, il canestro di Austin Day. Adesso Torino ovviamente ha ancora l'inerzia in mano, ma normalmente quando si arriva al riaggancio c'è un minimo di contraccolpo per lo sforzo eseguito, deve approfittarne l'Umana Reyer, che però qui dorme ancora una volta a rimbalzo. Fortuna Watt riesce a togliere il pallone dalle mani di Jaité, e così c'è la transizione da De Nicolao ad Austin Day, attaccato da Jamil Wilson che ha 3 falli. Vediamo Day che prova a farsi largo, andare a spalle a canestro contro l'avversario, e c'è un fischio arbitrale e il quarto fallo di Jamil Wilson, con proteste da parte di Torino. Rivediamo ancora, avevamo detto appunto 3 falli per Wilson, che qui è troppo energico nella difesa su Austin Day. Fanno sportellati 2, ma abbassa la sbarra il numero 0, ovviamente adesso in panchina, e continua a lamentarsi, sostituito sul parquet da McAdoo, e continuano ancora le proteste della panchina torinese. Deve stare attento Galbiati, perché potrebbe arrivare il fallo tecnico, e mentre c'è anche il cambio di Portannese al posto di Carr, e così c'è un tecnico per Torino, dunque un tiro libero per l'Umana Reyer nelle mani di Austin Day, non per il fallo subito perché non era in azione di tiro, il quinto subito da Austin Day, ma per il tecnico fischiato alla panchina di Torino, e arriva il canestro di Austin Day per il vantaggio dell'Umana Reyer, che avrà anche il possesso e partirà con la rimessa dal fondo. Vediamo ancora Galbiati tutt'altro che convinto. Il possesso per gli Oro Granata, che sono dunque tornati avanti sul tabellone del Palavela. Bramos ad una mano, ma arriva la palla persa da Tonut, che non riesce ad agganciarla. Adesso è arrivata al bonus anche la Fiat di Torino dopo l'Umana Reyer, un'altra palla persa, anche questa è una delle cartine al tornasole dei momenti della partita dell'Umana Reyer. Tante palle perse in questo quarto che Torino sta conducendo, anche se non conduce sul tabellone della partita. Sbaglia adesso il tiro dalla media Dallas Moore, e dunque l'Umana Reyer ha un altro possesso. Ci stiamo avvicinando agli ultimi 2 minuti del terzo quarto. Il gioco a 2 con Watt che viene fermato da Hobson, ben servito da Andrea De Nicolao. Mitchell Watt andrà in lunetta, il secondo fallo di Hobson, il terzo subito da Mitchell Watt, che avrà a disposizione 2 tiri liberi. Dicevo, in questo momento sta cercando di interrompere l'inerzia favorevole a Torino l'Umana Reyer, lo ha fatto con un canestro e un tiro libero di Austin Day. Adesso avrà 2 tiri liberi a disposizione nelle mani di Mitchell Watt, che non è propriamente un grandissimo tiratore di liberi, però intanto il primo tiro libero lo mette e ridà il +2 all'Umana Reyer. Vedremo se il secondo libero avrà la stessa sorte. In ogni caso ha ripreso il vantaggio la formazione Oro Granata, +2, e di punti ne ha segnati veramente pochi in questo quarto. Comunque l'Umana Reyer essere in vantaggio, ed eccolo appunto l'errore, quasi l'avessi chiamato, essere in vantaggio è importante, anche perché poi nell'ultimo intervallo coach Walter De Raffaele ha tutte le carte in regola per ricostruire anche psicologicamente la squadra, anche se qui il solito Jaité, questa volta lanciato in velocità, inchioda l'ennesima schiacciata della sua partita, decisamente l'MVP della formazione di casa, e qui le cifre lo confermano. In 21 minuti 12 punti e 6 rimbalzi per Jaité, ed è di nuovo parità sul parquet del Palavela. Ci prova da 3 punti Bramos, ma è sfortunato, e Torino ha di nuovo la palla in mano per cercare il sorpasso. Va dentro, appoggia al tabellone Hobson ed è di nuovo avanti. Si è ripresa subito l'inerzia Torino, forse quelle proteste di Galbiati per il quarto fallo di Wilson hanno dato una scossa ulteriore alla formazione di casa. l'Umana Reyer, ripetiamo, deve giocare al meglio questi ultimi 2 minuti per poi ritrovare l'energia. Invece no, per fortuna arriva il fallo commesso da McAdoo, e dunque, anzi il fallo di Portannese, chiedo venia, e il sesto fallo subito da Austin Day, che è letteralmente temuto dalla formazione di Torino. Esce Moore, entra Poeta per Torino, è entrato invece Cerella al posto di Michael Bramos per l'Umana Reyer, con Austin Day ancora una volta in lunetta per cercare di impattare la situazione a quota 49.
e invece no, sbaglia Austin Day, che solitamente è molto preciso dalla linea della carità. Arrivano errori anche dalla lunetta per Lumana Reyer, l'1-2 di Mitchell Watt ci sta, lo 0-1 per ora di Day, che ha comunque a disposizione il secondo decisamente meno. Vedremo l'esito di questo secondo libro a segno, e dunque -1 per Lumana Reyer con palla nelle mani di Torino agli ultimi 100 secondi del secondo quarto. Poeta, lo scambio con Hobson, ancora il blocco di Jaité, che non viene servito però nelle pick and roll, questa volta riesce nuovamente lo scarico per Portannese, che ci prova da 3 punti e mette la tripla e trova anche il fallo di Stefano Tonut, che si è girato subito verso gli arbitri avendo sentito il fischio. Momento difficile perché Torino è al massimo vantaggio, +4, buono il cambio di lato, e vediamo da questa inquadratura non si capisce il contatto, magari da questa andremo a rivederlo. Quel che è comunque più grave è che la tripla è entrata, forse un po' di ingenuità, anche se qui, ripeto, l'inquadratura si sposta sul movimento quasi da schermidore di Stefano Tonut dopo che la palla era partita, e Portannese completa il gioco da 4 punti, che vale il +5 e massimo vantaggio Fiat Torino. Quarto difficilissimo per Lumana Reyer, e vedremo adesso cosa succederà in questi ultimi 80 secondi con De Nicolao a costruire, palla per Austin Day che la mette a terra, marcato da Mekadou, ma ci sono solo 4 secondi per l'azione in tiro. L'accelerazione di Day, lo scarico, ancora un extra passaggio, la tripla di Stefano Tonut è corta, il rimbalzo di Torino che è veramente on fire, come si dice in questi momenti. Buona la difesa di De Nicolao che rallenta Portannese, la tripla non va, ma c'è il rimbalzo offensivo di Jaité, che scarica alla panchina dell'Umana Reyer. Una palla persa che grazia Lumana Reyer dopo qualche errore di troppo, e il -5 lo testimonia con la rimessa per Lumana Reyer. Vedete appunto le percentuali nel tiro da 3. Torino ne ha messi pochi, ma ne ha messi nei momenti importanti, come questa tripla di Portannese con il fallo di Stefano Tonut, che adesso rimette il pallone nelle mani di De Nicolao, marcato da Poeta. Va giù Andrea De Nicolao, Poeta dice di non aver commesso fallo. Adesso vogliamo vedere, dice che è caduto da solo, rivediamo il replay, probabilmente sì, si è inciampato sui propri piedi. Certo non c'è stato fallo con le braccia, non so se ci sia stato un contatto tra i piedi di De Nicolao e quelli di Poeta. Buon per Lumana Reyer, che comunque sia arrivato il fischio, le squadre sono al bonus. Si va in lunetta con Andrea De Nicolao per cercare di rimontare dal massimo vantaggio di Torino. Rientra in campo Cousin al posto di Jaité, che va un po' a rifiatare in panchina per la Fiat in questo minuto conclusivo scarso che manca all'ultimo intervallo, mentre De Nicolao segna il primo tiro libero e Lumana Reyer è a -4. Secondo libero a disposizione per il playmaker ex di Reggio Emilia, e anche lui sbaglia il tiro libero. Tanti errori anche dalla lunetta per una squadra che ha segnato veramente poco in questo quarto, come Lumana Reyer, che è a -4 con la palla nelle mani di Torino, che partiva da -11 all'intervallo lungo, adesso è in vantaggio e ha anche il pallone in mano con Hobson accoppiato a Watt. Vediamo se riuscirà a sfruttare il mismatch favorevole, anche se manca poco per l'azione di tiro di Torino. Va su Poeta, appoggia il tabellone per evitare infrazioni di 24 secondi, arriva l'errore, arriva il rimbalzo per Lumana Reyer con De Nicolao, che va via a Cousin e porta a casa il quarto fallo anche di Marco Cousin. Andrea De Nicolao che sta cercando di tenere in piedi in questo momento la barca dell'Umana Reyer, diciamo la coperta lunghissima per l'Umana Reyer, con tanti giocatori che possono dare il loro contributo. Va nuovamente in lunetta Andrea De Nicolao, mentre Moore è nuovamente in campo al posto di Portannese per gli ultimi possessi, l'ultimo possesso probabilmente del quarto, che sarà nelle mani di Torino dopo i tiri liberi di De Nicolao, che segna il primo. Adesso vediamo Portannese in panchina, secondo a disposizione. De Nicolao sbaglia ancora però, e l'ultimo possesso del quarto sarà per Torino, che andrà dunque comunque in vantaggio all'ultima pausa di questa partita. Rallenta Moore, il blocco di Cousin, scusate, Poeta, non è Moore giustamente, accoppiato adesso con Cerella, lo scarico per Mekadou. Attenzione, Watt va vicino al fallo, ma intanto è finita per fortuna questa frazione che vede avanti Torino 53-50. Mekadou si lamenta con gli arbitri, ma intanto si va all'intervallo, all'ultimo intervallo, con 3 punti da recuperare per l'Umana Reyer.
Dunque ultimo intervallo nel match del Palavela e Fiat Torino sorprendentemente avanti, ma meritatamente per quello che ha fatto vedere nel terzo quarto decisamente vinto dalla formazione di Galbiati, che partiva dal meno 11 dell'intervallo lungo. L'Umana Reyer si è fermata più che in difesa, in attacco. L'ultimo canestro dal campo è quello di Austin Day, poi tiri liberi con il primo sul tecnico e poi 4 viaggi in lunetta conclusi con 1 su 2, il primo da Mitchell Watt, il secondo da Austin Day, gli ultimi 2 da Andrea De Nicolao. Questo è uno dei pochi canestri nel quarto segnati dall'Umana Reyer. Torino che ha ripreso fiducia, sostenuta anche dal pubblico del Palavela. Umana Reyer che, ripetiamo, ha pagato anche le palle perse, ma queste sono il frutto di un atteggiamento che la squadra di coach Walter De Raffaele ha avuto diverso rispetto a quello che aveva avuto nel primo tempo. Torino ne ha approfittato, ha preso fiducia e si è portata in vantaggio. Fino a questo momento l'MVP della partita è decisamente Jaite, il centro di Torino, ma anche Hobson, che pure è uscito dalla panchina, sta trovando buone cose ed è cresciuto nel secondo tempo. Ultimi istanti, mancano 20 secondi alla ripresa del gioco sul parquet del Palavela. L'Umana Reyer ha decisamente tutte le armi per riprendere in mano la partita. C'è anche un problemino di falli, decisamente più corte le rotazioni della squadra di Galbiati. Per Umana Reyer ci sono solo 3 falli di Gasper Widmar, come vediamo nella sovraimpressione, ma diciamo che bisogna soprattutto riprendere a giocare come fatto nel primo tempo. Nel terzo quarto questo non si è visto e l'Umana Reyer deve appunto cambiare atteggiamento. Intanto ritornano in campo Haynes e Widmar al posto di Cerella e Watt, dall'altra parte Portannese e Jaite al posto di Moore e Cousin. Con il possesso Torino, un possesso pieno di vantaggio con cui si parte negli ultimi 10 minuti di questa partita. Portannese ci riprova da 3 punti, arriva l'errore, sì, ma arriva anche ancora un rimbalzo offensivo per Torino, che questa volta perde palla. Grande lettura difensiva di Gasper Widmar. Non paga dazio l'Umana Reyer dopo il rimbalzo offensivo di Jaite, il quarto della sua partita, e De Nicolao va dentro e va a subire ancora un fallo da Poeta. Terzo fallo subito negli ultimi possessi dell'Umana Reyer da parte di Andrea De Nicolao. Qui rivediamo ancora lo scarico di Haynes, fa saltare l'avversario, e poi l'uscita di Poeta che si lamentava, ma qui è chiaramente lo scivolamento laterale ad impedire la penetrazione di Andrea De Nicolao. Si riparte allora con la rimessa dal fondo per l'Umana Reyer, affidata proprio al numero 10. Vediamo chi si apre per ricevere. Marquez Haynes, il capitano, si alza e prende e mette la tripla del pareggio, e comincia nel migliore dei modi l'ultimo quarto di questa partita con la tripla di Marquez Haynes, il 53 pari con 9 minuti poco più da giocare. Attenzione, un altro fischio favorevole all'Umana Reyer, perché c'è il fallo in attacco di McAdoo, anche lui sale a 3 falli, ce ne sono 2 con 4, Wilson e Cousin. Praticamente tutto il pacchetto lunghi della Fiat ad avere problemi di falli. Buona anche per la palla recuperata per l'Umana Reyer questa lettura difensiva. Dunque ci siamo tornati in parità e con la palla in mano dell'Umana Reyer. Widmar ha scaricato per De Nicolao che si arresta Haynes, il blocco di Gasper Widmar, ancora Marquez Haynes per Stefano Tonotto, nuovamente il capitano, manca pochissimo lo scadere dei 24, la tripla di Haynes a segno, no, non è valida. Buona la difesa di Poeta, infrazione di 24 secondi per l'Umana Reyer, con Marquez Haynes che va a parlare con Andrea De Nicolao
confrontandosi appunto sulla gestione. Rivediamo la buona difesa di Poeta, ma Haynes aveva messo anche questa, anche se il sgancio del pallone è arrivato dopo lo scadere dei 24 secondi. Palla persa, peccato, sarebbe stato il vantaggio per l'Umana Reyer, che però diciamo che ha approcciato bene questo ultimo e decisivo quarto. Al palavela di Torino sul cubo del cambio c'è Michael Bramos, ma il pallone è nelle mani di Torino per riportarsi avanti. Ancora il consueto pick and roll tra Hobson e Jaité, ancora un gran movimento di Jaité che passa sopra Day, riceve il pallone, appoggia il tabellone. Continua la gran serata del numero 16 della Fiat, che è tornata in vantaggio di 2 punti. Vediamo se l'Umana Reyer riuscirà a riprendere quanto fatto in avvio di questo quarto. Rischia ancora la persa Marquez Haynes, serve per De Nicolao, ma ci sono solo 6 secondi per l'azione di tiro. Arriva un'altra palla persa di De Nicolao, il contropiede, l'inchiodata di Jaité, e Torino è a +4 con Jaité che sigla il 57-53. E c'è il time out subito da parte di coach Walter De Raffaele, perché ripetiamo, aveva approcciato bene l'Umana Reyer a questo quarto, aveva trovato la tripla di Haynes, aveva trovato anche una seconda tripla, anche se è arrivata dopo lo scadere dei 24, ma poi Jaité ancora una volta, abbiamo detto l'MVP della partita, ha siglato questo mini break che riporta avanti la Fiat. La partita è assolutamente aperta, ma ha ripreso coraggio la formazione di Galbiati, che sta parlando, così come sta parlando coach Walter De Raffaele. Vedremo se deciderà delle sostituzioni. Avevamo già visto sul cubo del cambio Michael Bramos, vedremo di chi prenderà il posto il numero 6, il vice capitano degli Oro Granata. Sul -4 ricordiamo che Torino aveva avuto anche 5 punti di vantaggio sul gioco da 4 di Portannese e ne aveva 3 di vantaggio all'intervallo, l'ultimo intervallo breve. Manarair, che per ora ha segnato solo una tripla con Haynes anche in questo quarto, ma mi sembra che l'atteggiamento del corpo sia diverso dell'Umana, a parte un paio di palle perse che sono arrivate in maniera sanguinosa, e ovviamente Torino che quando corre riesce ad esprimere al meglio il suo potenziale. Ma al di là di questo, ecco intanto le cifre di Jaité, 26 di valutazione, il dato complessivo che riassume il saldo tra cose positive e cose negative. Diciamo, l'Umana Reyer, vediamo se uscirà bene da questo time out. È entrato oltre a Bramos anche Julian Stone, fuori Tonut e De Nicolao. Il pallone proprio nelle mani di Julian Stone, servito da Marquez Haynes, che riceve ancora il pallone di ritorno, penetra, scarica, va a 3 punti. Stone colpisce però solo il ferro. Diciamo che non è il miglior inizio dopo il time out di coach Walter De Raffaele. Ancora 3 punti segnati in 2 minuti e mezzo per l'Umana Reyer, secondo tempo che resta difficoltoso ancora per gli Oro Granata, che vediamo se riusciranno a alzare almeno l'intensità difensiva. Stone ci mette gran energia, ma poi arriva il rimbalzo d'attacco di Portannese, ancora una grandissima difesa di Gasper Widmer. Questa non entrerà nelle statistiche come palla recuperata perché è infrazione di passi di Portannese, ma la solidità di Gasper Widmer, che riesce a stare fermo di fronte a Portannese e a portare a casa il recupero del pallone. Rientra in campo Carr, che prende il posto di Hobson per Torino, che ha comunque 2 possessi di vantaggio a 7 minuti, poco più dal termine della partita. Julian Stone a portare avanti il pallone, marcato da Carr. L'uscita di Bramos, che viene servito in qualche maniera, riesce a recuperare il pallone, poi si va da Day, scarico sul lato debole, ecco la velocità di circolazione ed ecco la tripla di Austin Day che va a segno. Quando l'Umana Reyer riesce ad alzare la velocità di costruzione del gioco, arrivano buoni tiri e decisamente i tiratori non mancano all'Umana Reyer, che torna -1 con la tripla di Austin Day. Adesso bisogna fare attenzione a Jaité, che scarica per Mekadou, arriva la palla persa anche per Torino, la transizione con la possibilità di passare in vantaggio per l'Umana Reyer. Ancora Austin Day da 3 punti, arriva l'errore, tocca Bramos, si lotta a rimbalzo, un gran recupero di Julian Stone che porta a casa il quarto fallo di Mekadou. Momento di grandissima intensità sul parquet del Palavela. La giocata di Stone in mezzo a 3 avversari è una cosa anche questa che andrà a referto solo come fallo subito, ma vale molto molto di più. -1, palla in mano per l'Umana Reyer, lo scarico di Haynes, la palla nelle mani di Austin Day, marcato da Mekadou, che di falli ne ha 4. Il tiro di Austin Day e arriva la striscia di 5 punti di Austin Day, che vale il vantaggio per l'Umana
Reyer, più 1 per gli Oro Granata, 6 minuti e 15 da giocare, con Peppe Poeta in cabina di regia, chiama Carra, il blocco di Jaité, la circolazione che serve Portannese, ancora Jaité chiede palla, invece il cambio di lato, ma la difesa dell'Umana Reyer sta chiudendo tutti gli spazi alla Fiat, l'attacco di Portannese che va dentro, c'è un contatto ma non c'è il fallo, ci sarà solo rimessa per Torino, ma con meno di 3 secondi per l'azione di tiro rientra Moore al posto di Poeta e rientra anche Wilson al posto di McAdoo. 4 falli per l'uno, 4 falli per l'altro. A questo punto decide di schierare il suo titolare, ancora una difesa di Gasper Widmar che non spende fallo su Portannese, arriva la deviazione, la rimessa dal fondo per Torino, ma ripetiamo con meno di 3 secondi per l'azione di tiro se lo prende Torino e lo trova con Jamil Wilson. È il controsorpasso per la Fiat, gran giocata, solo da applausi per il numero 0 che usciva addirittura dalla panchina e ha trovato questo canestro. L'Umana Reyer prova ad attaccare appoggiando su Gasper Widmar e Gasper Widmar si fa sentire anche in attacco, batte questa volta Jaité, ridà il più 1 all'Umana Reyer. Il secondo assist della partita di Marquez Haynes va dunque a referto e ci avviciniamo alla metà dell'ultimo quarto. Arriva un altro recupero sulla palla persa ancora una volta di Portannese, il recupero di Day, l'attacco dell'Umana Reyer, ancora Day, ancora ecco la circolazione e la tripla di Marquez Haynes, e questa volta il time out è Torino. Se era stato time out per l'Umana Reyer sul meno 4, questa volta è meno 4 per la Fiat. E lo ripetiamo, queste sono le armi dell'Umana Reyer. Se vogliamo sceglierne 3, al di là della qualità dei singoli, al di là della qualità di tiro, è la velocità di circolazione per quel che riguarda il fronte offensivo e la gran difesa nella propria metacampo, che porta appunto alle palle recuperate che poi danno la possibilità di attaccare anche in superiorità. Difesa da un lato, velocità di circolazione dall'altro, e poi emergono le qualità dei singoli dell'Umana Reyer, che ha ripreso un margine di 4 punti. Adesso la pressione è tutta sulle spalle dei gialli della Fiat Torino, che lo ricordiamo sono sul fondo della classifica assieme a Pistoia, dopo una stagione che era iniziata con ben altri proclami in estate. Ci sono, rivediamo ancora, tanti problemi di falli anche per Wilson, Cousin e McAdoo, 3 lunghi della formazione di Gabbiati. Torino che ha un po', ripeto, ridimensionato le ambizioni, è vicina ad una transizione societaria, ma ci si aspettava molto di più dalla squadra che ha la coccarda sul petto. Coccarda vinta nell'ultima Final 8, alla quale ovviamente Torino non si è qualificata, mentre l'Umana Reyer ci sarà e proverà a sfatare la tradizione negativa nella sfida contro Sassari. Ma torniamo a raccontare la gara del Palavela, più 4 Umana Reyer alla metà dell'ultimo e decisivo quarto. E qui a Torino è rientrato intanto Hobson al posto di Portannese per la Fiat, che è un po' ferma, ma ripeto ferma perché c'è la difesa dell'Umana Reyer che adesso va però oltre il limite con il fallo speso da Marquez Haynes ai danni di Wilson. Sul cambio difensivo ci stava il primo fallo di Marquez Haynes, che è anche il primo fallo di squadra per l'Umana Reyer, che ha difeso forte ma senza spendere falli, e anche questo non è una cosa da poco. Va sempre rimarcata la difesa di Moore Stone, che riesce a toccare. Ricordiamo come su queste situazioni siano arrivate tanti recuperi per il giocatore Oro Granata, che sa leggere perfettamente in fase difensiva. Qui non arriva al recupero, ma c'era la rimessa per Torino lontano dal canestro, e c'è stata grande difficoltà nel tentativo di rimettere il pallone in gioco per la squadra di casa. Rivediamo ancora l'anticipo di Stone su Hobson, la palla vola in parterre e sarà per Torino, che prova ad attaccare. Attenzione, Moore perso in angolo, ma la tripla non va e c'è il rimbalzo di Michael Bramos. Adesso può ragionare l'Umana Reyer partendo dalle mani di Julian Stone, che supera la metacampo. Il tentativo di uscita di Widmar, la palla arriva nelle mani di Austin Day, una serie di finte spalle a canestro per Austin Day, che tiene aperto il palleggio. Il cambio di direzione, il tiro alla Day che non va a segno, arriva Carr a recuperare il rimbalzo con la
la transizione veloce, ma questa volta Jaité perde la maniglia, arriva la palla persa, uno dei pochi errori della partita di Jaité. Probabilmente comincia a sentire anche la fatica Torino, che ha rotazioni decisamente più corte rispetto all'Umana Reyer, ma ancora qui Widmar che è riuscito a star dietro a un giocatore che ha il suo stesso ruolo ma ha una fisicità decisamente diversa. Va sottolineata la prova di Widmar che torna anche in campionato dopo aver fatto ottime cose in Basketball Champions League. Il pallone nelle mani dell'Umana Reyer con Bramos, la tripla aperta di Michael Bramos, no, non va a segno. Il rimbalzo è di Hobson, non riesce a imprimere la spinta decisiva alla partita l'Umana Reyer, che pur resta in avanti di 4 punti. Ancora un tentativo di servire Jaité e ancora una palla persa però per Torino, questa volta da parte di Hobson, che dopo aver recuperato il rimbalzo cerca l'assist e il pallone che scolpisce la struttura. C'è Watt, l'abbiamo visto in campo al posto di Widmar in questi ultimi 4 minuti scarsi di gioco. Marquez Haynes, la circolazione, ancora Stone sotto, questa volta per Mitchell Watt che cambia direzione su Jaité e appoggia il tabellone. 2 possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer a 3 minuti e mezzo dalla fine della partita. Ha tirato fuori l'intensità al momento giusto la squadra di coach Walter De Raffaele, che continua a difendere forte. Torino ha rallentato il numero di giri nei propri attacchi perché si è trovato di fronte un muro a granata. Arriva un altro errore e un altro rimbalzo per l'Umana Reyer, con Austin Day che va a subire il 7° fallo della sua partita, terzo fallo anche per Tony Carr, che è andato a spendere il fallo probabilmente di frustrazione dopo aver sbagliato il tiro precedente ottimamente marcato, va detto, da Austin Day. Rientra in campo dunque Portannese al posto di Carr, così come rientra in campo McAdoo per Jaité, che abbiamo visto appunto un po' affaticato in precedenza. A questo punto falli o non falli, giustamente coach Galbiati cerca di dare il meglio sotto le plance e all'interno del parquet, perché l'Umana Reyer ha 6 punti di vantaggio, ha la palla in mano e attacca ancora con Austin Day. 10 secondi per l'azione in tiro. Day prova ad andare su il movimento e arriva però la stoppata da parte di McAdoo. Gran recupero da parte del lungo di Torino, che prova a lasciare aperte le speranze per la squadra di Galbiati, che però rimane ancora sul perimetro per la buona difesa. Hobson va su, appoggia il tabellone, questa volta porta a casa il terzo fallo di Austin Day e andrà in lunetta con 2 tiri liberi che a questo punto suonano come ossigeno per una Fiat che sta faticando moltissimo a trovare canestri dal campo. Da quel +4 si è praticamente arenata la formazione piemontese, ha segnato solo 2 punti e adesso potrà andare in lunetta. Segna il primo con un po' di fortuna, ma comunque lo segna Hobson. A disposizione del secondo tiro libero, intanto è -5 per la Fiat. Vediamo il secondo libero, è corto e il rimbalzo è nelle mani di Austin Day. Umana Reyer che dunque mantiene i 5 punti di vantaggio. Il sesto rimbalzo difensivo di Austin Day che viene ancora una volta cercato dai compagni. Adesso la palla è nelle mani di Marquez Haynes, ha di fronte Portannese, si prende il tiro dalla media. Marquez Haynes si accende e sono 3 adesso i possessi di vantaggio per l'Umana Reyer sul +7. Ci avviciniamo agli ultimi 2 minuti di gioco. Va Moore, c'è il fallo di Mitchell Watt, il terzo fallo personale di Mitchell Watt, anche il terzo di squadra per l'Umana Reyer, ma ci sta a 2 minuti poco più dal termine della partita con 7 punti di vantaggio. C'è grande intelligenza cestistica da parte dell'Umana Reyer che vuole assolutamente questa vittoria e continua a difendere forte, costringendo Torino a erodere secondi sul cronometro dell'azione. Hobson prova a giocare a 2 con McAdoo, la gran difesa di Mitchell Watt che non spende fallo. Arriva l'errore di McAdoo, la transizione dell'Umana Reyer che prova a correre e poi giustamente rallenta perché la difesa di Torino ha ricoperto il pitturato.
Ci sono 7 punti, c'è il pallone nelle mani di Julian Stone, ultimi 7 secondi per l'azione, lo scarico per Marquez Haynes che ci prova anche da 3 punti. Il capitano Marquez Haynes, doppia cifra di vantaggio per l'Humana Reyer, 6-0, 7-0, 1 minuto e mezzo. Diciamo che lo striscione del traguardo è in fondo al viale, ci prova Hobson da 3 punti e mette anche lui la tripla cercando di tener viva Torino. 1,25 dalla fine, sono comunque 7 i punti di vantaggio dell'Humana Reyer che, ripetiamo, è vicina al ritorno alla vittoria esterna, al ritorno al secondo posto vista la sconfitta nell'anticipo di Avellino. L'attacco Stone, il pallone toccato con il piede, 72 secondi separano l'Humana Reyer dalla vittoria. Al Palavela è pronto a rientrare Jaité, ma credo che questo sarà il possesso offensivo, uno dei possessi offensivi più importanti nell'economia della partita, mai dire mai nel basket. Se l'Humana Reyer però riuscirà a fare canestro si avvicinerà di non poco al traguardo. L'attacco ovviamente ragionato da parte del capitano Marquez Haynes, poi ci prova da 3 punti Austin Day, no, questa è una preghiera e il tentativo di Stone non porta al recupero. C'è ancora un minimo di speranza per Torino, ma siamo entrati nell'ultimo minuto a 3 possessi di vantaggio. L'Humana Reyer riparte da Moore, l'attacco della Fiat supera la metà campo, il playmaker prova ad attaccare l'area, lo scarico, la deviazione da parte della difesa e rimane dunque in attacco ma con 16 secondi per l'azione. La Fiat 52 secondi e 1 decimo ancora da giocare nella partita. Moore, il blocco di Jaité, ci prova da 3 punti, Moore e mette la tripla. Ecco quello che dicevo quando dicevo che il basket non è mai finito. Ritorna a 4 punti il ritardo della Fiat e questo diventa veramente il possesso decisivo per le speranze dell'Humana Reyer di tagliare il traguardo a braccia alzate qui al Palavela. L'attacco di Marquez Haynes, lo scarico per Mitchell Watt, perso sull'arco e c'è la tripla di Mitchell Watt, la tripla che potrebbe valere la vittoria per l'Humana Reyer. Mitchell Watt non si prende tante triple nel corso del suo campionato, ma la mano ce l'ha e lo ha dimostrato, perso sull'arco dalla Fiat di Torino. Grande assist di Julian Stone, 7° personale, scusate, no, l'assist è di Marquez Haynes. Comunque un grande assist per l'Humana Reyer, Haynes che è andato poi a portare il blocco su Jaité per la tripla di Watt. Haynes che non ha trovato solo canestri importanti ma ha trovato anche questo assist che, ripetiamo, può essere il canestro della vittoria perché mancano veramente pochi secondi alla fine, 28 secondi, e dunque c'è una discrepanza minima tra il cronometro e l'azione della partita, 28 secondi che potrebbero dilatarsi a dismisura come succede nel basket, ma Torino dovrà prendersi un tiro rapido, metterlo e poi sperare, perché i possessi sono tornati 3 sulla tripla di Mitchell Watt che ha dato il 73-66 più 7. Si ritorna in campo con Andrea De Nicolao, in campo proprio al posto di Mitchell Watt per questa difesa. Logicamente Torino è costretta a prendersi un tiro da 3 punti per cercare di riavvicinarsi, o comunque un possesso veloce, quindi conta relativamente avere lunghi in campo in questo momento, occorre avere gente che si metta a difendere. Parte dalla metà campo d'attacco dopo il time out, giustamente la rimessa della Fiat di Torino che ha 7 punti da recuperare, parte da Hobson, la rimessa, ancora il L'Humana Reyer che chiude tutti gli spazi, ci prova subito a Moore da 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Julian Stone, il 6° rimbalzo della partita di Stone che consegna a Marquez Haynes il palleggio, non spende fallo a Torino e questo vuol dire la resa della Fiat che va a ripiegare il pitturato. Ovviamente il coach Walter De Raffaele dice di non attaccare, vanno a stringersi le mani 2 allenatori e dunque l'Humana Reyer torna alla vittoria. Espugnato il Palavela di Torino, secondo posto in classifica, L'Humana Reyer batte Fiat Torino 66-73. Da Alberto Minazzi, dal Palavela è tutto, grazie ancora per averci seguito.